di quest'anno mi trovavo all'Aquila per accompagnare l'arcivescovo cardinale Giuseppe Petrocchi, che celebrava i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale e i 25 anni di episcopato. Un momento grato di memoria fraterna e di grazia dall'alto. Nella splendida Basilica di Colle Maggio c'erano diversi vescovi dell'Abruzzo che conosco personalmente da tempo e qualcuno anche fresco di ordinazione del Sacro Crisma. E la parola che spesso mi esce con questi giovani vescovi è coraggio. Non abbia timore. È molto faticoso, ma si può fare tanto del bene. Uno dei vescovi presenti commentava il mio dire con queste testuali parole. All'inizio ho avuto tanta paura e ho perso il sonno. Poi mi sono confidato con un vescovo amico che mi ha detto: guarda Andrea, se l'episcopato l'avessi cercato tu, nelle ore difficili ti sentiresti solo, timoroso e insicuro. Ma se non l'hai cercato tu, sentirai la compagnia di chi ti ha chiamato e che ti farà sentire che Lui, il Signore, ti sosterrà e ti accompagnerà nell'ora della prova, della fatica, della solitudine e che ti aiuterà a gustare le gioie dei momenti lieti. Fine citazione. Quando penso agli anni maturi dello zio arcivescovo all'Aquila intorno al 1965, ero seminarista al Seminario Romano di Roma, mi ricordo che lo zio mi parlava del freddo invernale del clima aquilano ai piedi del Gran Sasso, della tempra forte e talvolta dura e rude del carattere abruzzese, delle sue scorribande sulle montagne dell'Appennino aquilano per visitare le solitarie e impervie parrocchie della vasta arcidiocesi, ma mai una parola che indicasse stanchezza, scoraggiamento e soprattutto voglia di abbandonare da buon soldato il campo di battaglia. Lo ha sempre sostenuto un forte senso del dovere e di fedeltà alla missione ricevuta, una volontà di ferro di servire come pastore una popolazione e delle comunità con forti e antiche radici cristiane e di accompagnare con presenza personale e ogni possibile aiuto materiale, morale e spirituale, specialmente i sacerdoti, spesso isolati e lontani dalla città e dai centri, sempre meglio attrezzati di servizi e delle necessarie comodità. L'esperienza vittoriese come professore di teologia e poi giovanissimo rettore del seminario diocesano per una decina di anni già lo aveva messo in contatto con l'ambito sacerdotale e pastorale della nostra diocesi. Ormai non ci sono più i sacerdoti vittoriesi che una volta lui, partito come vescovo per il centro Italia e poi anche più avanti dopo la sua morte, ricordavano, non senza quella quota di serena critica che ci è quasi consentita ogni giorno dal Signore ricco di misericordia, sacerdoti che rimarcavano un clima di disciplina che segnava le giornate dei ragazzi e dei giovani seminaristi, coerente ed esatta traduzione del profilo di vita e di condotta personale del loro formatore sacerdote come lo zio arcivescovo era. Le sue ore di fatica interiore, già vescovo maturo di anni, con interrogativi e qualche oscurità, sempre vissuti in obbedienza agli imperativi interiori che gli palpitavano forti dentro il cuore, vennero dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II alla fine degli anni 60 e di fatto fu quella sofferta esperienza che lo riportò anzitempo al paesello nostro qui a Pieve di Solivo. Diceva infatti
che il concilio ecumenico a cui aveva partecipato lungo tutto l'arco del suo svolgimento, con la guida profetica di Giovanni XXIII e di Paolo VI, due santi, aveva portato alla luce esigenze e attese di vescovi più giovani, più attenti alle aspettative della gioventù e della famiglia, in particolare capaci di non sentire il peso e di non essere sopraffatti dalla fatica di serate lunghe e interminabili fino a tarda notte, molto concretamente vescovi in grado di saper vegliare la sera e di dormire invece tranquilli e comodi la mattina. E fu proprio questo il cruccio che egli volle, durante qualche anno, rappresentare davanti a Paolo VI negli anni 70, come ha detto Don Paolo. Non conoscevo esattamente quei particolari. Eravamo anche all'indomani dell'onda sessantottina, che aveva posto in luce inquietudini della società giovanile, che palesava a tempo e fuori tempo reclami e attese di ascolto non facili da assecondare e da accogliere tutti e subito nell'ambito della società e della famiglia. Ancora una volta batteva nel cuore e nella coscienza dello zio la voce del dovere e di una volontà di Dio che sembrava invitarlo a tirare i remi in barca da un servizio ormai troppo oneroso ed impegnativo come era quello episcopale alla sua età. Era un settantenne e come sappiamo i 70 anni di quel tempo non erano come quelli di oggi. L'attesa di una risposta alla domanda di lasciare il governo dell'arcidiocesi aquilana, presentata a Paolo VI allora sulla cattedra di Pietro, arrivò agli inizi di giugno del 73. Ricordo come fosse adesso quando nella residenza episcopale dell'Aquila, oggi risuscitata dal terremoto, presente il suo successore, Monsignor Carlo Martini, Costantino Stella annunciò la sua partenza definitiva dall'Aquila dopo 23 anni. Approdò a Pieve di Soligo a fine giugno, credo che fu il 24 giugno nella festa di San Giovanni Battista. Mi trovavo allora in Italia nel viaggio di trasferimento dalla Repubblica Dominicana nel Caribe all'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo in Africa. Come poi ho saputo, lo zio aveva necessità di un piccolo intervento chirurgico. Diceva che voleva essere in forma e stare bene per potersi mettere con il vigore che gli consentiva l'età al servizio pastorale della sua amata diocesi Vittorio Veneto, che aveva lasciato quasi 30 anni prima, partendo come giovane vescovo quarantenne per Nocera Umbra e Gualdo Tadino in Umbria. Ancora una volta stare bene nel corpo e nel cuore per servire meglio la Chiesa da vescovo emerito o per intendersi in pensione, ma sempre con voglia di dare il meglio delle sue forze e della sua esperienza pastorale ampia ed intensa. La morte lo colse invece dopo 4 mesi, il 24 ottobre del 73. Io ricordo bene la telefonata di mia mamma nella serata di quel giorno a Kinshasa, una telefonata a cui stentavo a credere che mi annunciava la morte prematura dello zio. Non conoscevo i problemi di salute che lo zio aveva e non sapevo del suo ricovero all'ospedale di Soligo. Allora non c'erano internet e WhatsApp, con la comunicazione in tempo reale che adesso conosciamo e viviamo in ogni momento. Un pastore dunque abituato ad affrontare il freddo, le intemperie e le fatiche del corpo, le sofferenze del cuore, coerente con la sua missione e le sue responsabilità, spesso in corsa e di corsa, per rispondere alle chiamate e agli impegni pastorali, forse un po' insofferente di fronte alle lentezze, alle pigrizie, alle facili evasioni di responsabilità.
La verità di quelle parole testuali che ho citato all'inizio di quel giovane vescovo dell'Abruzzo incontrato all'Aquila nella Basilica di Collemaggio il 1° ottobre, me le ritrovo tutte in questa succinta memoria dello zio. La fedeltà alla chiamata di Dio, generosa e laboriosa, lascia il segno e si ricorda in benedizione nel tempo. È un seme gettato sulla terra che muore, come dice il Vangelo, ma è destinato a germogliare e a portare frutto appunto nel tempo della storia. Aggiungerei ora, con sguardo necessariamente includente e per correttezza e verità, aggiungerei che lui era proprio come i nostri genitori, giovani da tanti anni, come tanta nostra brava gente nel fiore della vita, delle nostre colline, delle rive del Soligo e del Piave, dei nostri borghi e delle nostre campagne belle e prospere. Un meraviglioso paesaggio che ci circonda con i colori e la bellezza della natura, impreziosito dal lavoro assiduo e generoso, condito con tanto sudore e con tante fatiche. Spererei per oggi e per domani ancora e sempre questa nostra terra benedetta dal Signore, che continueremo a pregare e ad invocare come ci hanno insegnato i nostri cari nella fede e nelle opere di bene. Grazie. Grazie alla sua evidenza Cardiale della nostra ricordi personali che si sono intrecciati in questa attenzione a tutto il percorso sia umano